Mi godevo la sigla perché è l'ultima volta che la sentiamo per questa stagione. Buonasera e bentrovati a Effetto Friuli Giovani, ultima puntata, lo dico con un po' di amarezza perché poi farò tutti i ringraziamenti, però veramente mi sono divertita e sono stata bene particolarmente quest'anno con voi, quindi ringrazio già fin d'ora tutti quanti, ma abbiamo appunto una puntata da vivere assieme con un tema che sono sicura coinvolgerà molto i ragazzi, anche perché stasera, professori a parte, faremo tutto fra giovani, no, non volevo dire che non siete giovani, però anche i nostri ospiti sono particolarmente così di giovane età, quindi una puntata molto verde, chiamiamola così, parleremo di politica, di giovani e politica, e quindi cercheremo di capire se quello che dicono un po' le statistiche, quello che dicono i sondaggi, quello che dice il sentire comune è vero, ovvero che i giovani non hanno questa particolare tendenza alla partecipazione politica, non si interessano di politica, c'è una sorta di disaffezione, di disinteresse, di critica, però una critica sempre piuttosto distante, che non arriva mai al coinvolgimento vero e proprio. Lo faremo appunto con gli insegnanti che come sempre accompagnano i ragazzi, il professor Cioli, il professor Martini e il professor Nino Moro, che saluto. Saluto Emanuele Bertoni, grazie per essere con noi questa sera, referente per la consulta provinciale degli studenti. Abbiamo aperto con lei e chiuderemo giustamente in bellezza con lei questa sera, facendo poi anche un bilancio della serata, dell'annata che abbiamo fatto insieme, e ne parleremo soprattutto, appunto dicevo prima, con due giovani che fanno politica, che sono coinvolti in politica, e sono Sara Rosso, diamo la precedenza alle donne, che è del Partito Democratico, dei Giovani Democratici anche, e poi è presidente della Commissione Pari Opportunità per il Comune di Udine, quindi grazie per essere con noi questa sera e benvenuta. E poi Stefano Cecotti, che invece è presidente del club Forza Silvio Giovani di Udine, quindi ci confronteremo anche con te. Grazie per essere con noi questa sera seduto dall'altra parte della barricata. Ovviamente ben trovati a voi ragazzi, ben trovati i rappresentanti del Convito Nazionale Paolo Diacono di Cividale, che sono tornati a trovarci e mi fa molto piacere, e dietro le quinte saluto il professor Vittorino Michelutti, vicepreside, che doveva essere con noi ma ha preferito guardarci e vedere se tutto va bene da dietro le quinte. Pronti per cominciare? Comincio intanto con Bertoni. Anche lei è dell'opinione, cioè anche lei le è capitato di dire questa cosa: i giovani non si interessano di politica? Ma onestamente sì, generalmente gli giovani studenti non si interessano di politica, però molti di loro hanno avuto la fortuna di provare l'esperienza della consulta provinciale di studenti. Non è politica, non è partitica, però è rappresentanza. Consulta provinciale di studenti è un laboratorio dove effettivamente i giovani hanno la possibilità di portare la voce degli altri, loro coetanei che li hanno votati. È un'esperienza credo molto importante. Qui abbiamo la Presidente al suo fianco, ma abbiamo anche il Vicepresidente Tognato, che avrà modo anche di esprimersi in tal senso, fra l'altro. E di portare la sua esperienza, perché anche lui è coinvolto direttamente, no? Sì, non dimentichiamo che diversi giovani che hanno prestato servizio nella consulta provinciale di studenti prestano un ulteriore servizio anche presso amministrazioni locali, comunali. Quindi ritengo che sia un'importante esperienza. Invito tutti i giovani comunque a spendersi in politica con un'ottica di servizio, senza però mai dimenticare quella che è l'esperienza di chi prima di loro ha vissuto nell'amministrazione, perché l'amministrazione è una macchina complessa, quindi ritengo sia molto importante non dimenticare chi c'è stato prima di loro. Sara, una domanda, vi darò del tu, mi viene spontaneo, vi chiedo scusa, ma una domanda, non so se facile o difficile: cosa vuol dire fare politica? Allora, cosa vuol dire fare politica? Diciamo prima adesso conoscevo un po' di persone. Da quanto fai politica? Mi è stato chiesto. In realtà io credo di fare politica più o meno da quando avevo 13 anni, nel senso che fare politica non vuol dire entrare attivamente in un partito, su questo sono assolutamente convinta. Nel senso che fino a quando ero in prima o seconda superiore partecipavo, per quanto potesse essere attivo, alle piccole manifestazioni, alle occupazioni, si discuteva sulla riforma allora Moratti, sì, e Dio quanto sono vecchia. Ecco, già volevo dire, non fate così che sembra che non ti ricordi da tanti anni.
E quello lì secondo me è stato per me molto più istruttivo e molto più far politica di come tante volte avviene magari in qualche riunione di partito dove magari si sta un'ora e mezza a discutere molte volte del niente. Quindi... Ti senti più stimata o senti a volte un'accezione anche negativa del fare politica su di te, intendo, cioè dai coetanei per esempio, da altri ragazzi, cioè fare politica a volte appunto c'è questa forte concezione partitica proprio e a volte sembra quasi assumere una concezione negativa che dovrebbe essere assolutamente estranea da quello che invece vuol dire impegno civile fondamentalmente, sociale. Ma guarda, in realtà un po' tutte le persone con cui io vivo il mio quotidiano sono anche loro intrise nella politica proprio nel senso apartitico del termine, quindi per me appunto anche nel camminare con i miei amici per me comunque si fa politica perché discutiamo delle cose più varie. E quindi in realtà no, perché vivo molto con persone che hanno compreso che appunto la politica non è essere in un partito. Però a maggior ragione quelle persone meravigliose che fanno politica e la fanno divinamente io le cerco di tirare dentro nel partito, proprio perché così per pulire il senso del fare politica nel partito. Ma ti senti una mosca bianca, cioè rispetto, perché tu dici ok non mi succede perché mi circono di persone impegnate o comunque però queste sono quelle con cui condividi, se ti trovassi adesso in un gruppo X invece che non è il tuo gruppo di riferimento rispetto diciamo alla maggioranza dei giovani ti senti una rarità un pochino? Sì, diciamo che effettivamente se penso magari al contesto universitario dove era più una cosa non scelta dalla sottoscritta, effettivamente quando si parla di politica magari si entra un po' più nel dettaglio ma anche banalmente del commentare un TG, perché alla fin fine anche quello è politica, si storge un po' il naso effettivamente, si cerca magari di deviare su altri argomenti un po' più... meno noiosi dicono, però io non li vedo così insomma. Stefano, anche a te faccio un po' le stesse domande, ti chiedo appunto se ti è mai capitato che magari in una serata o parlando così tra amici, ah no, non parliamo di politica adesso, cioè questa cosa proprio in cui magari si sa chi è più impegnato o meno e magari appunto identificandola come una cosa noiosa si dice no dai, parliamo d'altro, non parliamo di politica, ti è mai successo? Altro che, possiamo dire, è il ragionamento che la stragrande maggioranza delle persone, dei miei coetanei fa purtroppo, perché secondo me la politica purtroppo è stata associata a determinate idee negative. Secondo me politica che cos'è? Politica non è altro che realizzare. Politica significa realizzare in che senso? Nel senso di da un lato anche banalmente aggiustare la buca nella strada che ci pensa l'assessore comunale piuttosto che il consigliere, ma dall'altro lato anche prendere decisioni su temi etici, quindi si passa, possiamo dire, da determinate idee, quindi anche banali, anche concrete, ad altre, su cui ragionamenti anche filosofici non bastano. E di conseguenza purtroppo la politica è stata associata molto spesso a parlare piuttosto che realizzare. E il mio impegno da giovane è quello di scardinare questo sistema. È difficile ovviamente, perché è inutile dire che in politica non è che ci si ami tutti, nonostante si faccia parte di uno stesso partito, credo sia banale dirlo, ma il mio impegno sarà per questo. I giovani discutono come i grandi di politica, intendo nel senso negativo del termine, cioè si replicano anche nei vostri incontri, nelle vostre, cioè quando vi trovate anche fra parti opposte, diciamo, si replicano un po' quegli schemi non sempre positivi di comunicazione fra parti opposte? Indubbiamente, lo dico subito ma senza... Insomma, siete migliori dei vecchi politici o no? Questo ma guarda capire. Francesca, quello che mi sento di dire è questo. Per 20 anni politica è stata fatta in un certo senso. Cioè tutto ruotava intorno ad una figura, tutto ruotava intorno a Berlusconi. Ogni cosa che veniva proposta era un continuo, un perenne attaccarsi a queste vicende personali. Quindi secondo me, e possiamo dire, le elezioni hanno dimostrato insomma, che il continuare, il perseverare di questa classe dirigente a parlare, ad attaccarsi su questi argomenti non interessa. Cioè non si è parlato di temi, ma ci si è attaccati solamente diciamo, a questo. E secondo me il mio impegno è proprio cercare di evitare questo. Al professor Moro voglio chiedere, per completare un po' così il sondaggio iniziale da cui partiamo sempre prima di sentire le opinioni dei ragazzi,
oggi cioè, l'Italia è un paese strano, no? Dove si dice appunto che i giovani non si interessano di politica, però abbiamo in questo momento il Presidente del Consiglio più giovane dei paesi dell'Unione Europea, per esempio, non arriva ancora a 40 anni, ringiovanimento della classe politica in generale come obiettivo da raggiungere e che si sta cercando di attuare. È un bene, cioè è qualcosa da perseguire come valore assoluto il ringiovanimento della classe politica o no? O si deve guardare solamente ai meriti o alle idee? E se devo farti contenta dovrei rispondere sì. Assolutamente no. Cioè essere giovani è bene in amore probabilmente, si riesce meglio, ma in politica penso che ci siano altre cose che contano, oltre la baldanza fisica, il raziocinio, la conoscenza di come va la vita, la saggezza, la temperanza, cosa che manca in questa stagione. L'intemperanza è stata dominante per 20 anni a tutti i livelli, e cioè mancano delle serie virtù che non dico sono proprio dei vecchi, ma possono essere anche dei giovani che scelgono però la politica non per guadagnarci sopra, per conquistare una posizione, per farsi largo nella società, ma come servizio. Punto. Amen. Martini, d'accordo o no? La classe politica ideale che età deve avere? Ma non deve avere un'età specifica. Io non vorrei che ci fosse ultimamente una sorta di restyling di quelle che sono le modalità comunicative, il modo di porsi, e l'uso di internet, e il Presidente del Consiglio che si fa il selfie mentre è in attesa di parlare con il Presidente della Repubblica. Io temo che questo restyling serva un po' a camuffare i vecchi difetti della politica di questo ventennio, che in realtà temo ci trascineremo ancora per il futuro. Pensiamo alla personalizzazione della politica. È chiaro che la figura che Berlusconi, che ha così caratterizzato l'ultimo ventennio, è quello che più di tutti ha personalizzato e ha centrato su di sé l'attenzione. Cioè, per prendere spunto da quello che diceva Stefano, si rischia di passare in sostanza da discorsi focalizzati su Berlusconi a discorsi focalizzati su Renzi, non si parlerà mai di temi comunque. Ma si rischia in generale di vendere il prodotto politico, invece che come insieme di idee, di proposte, di venderlo come personalità. Ve lo immaginate il Movimento 5 Stelle senza Grillo? Ve lo immaginate Forza Italia senza Silvio Berlusconi? E prima o poi questo è un problema che bisognerà affrontare, se non altro per questioni anagrafiche. Adesso anche Renzi, insomma, in qualche modo accentra molto su di sé l'idea del Partito Democratico. È molto troppa pericoloso. Personalizzazione, in sostanza. Perché se chiediamo a uno statunitense se lo immagina un partito democratico statunitense senza Obama, questo strabuzza gli occhi e dice ci mancherebbe altro. Quindi io credo che determinati difetti di questo ventennio, ovviamente non tutti così riassumibili nella figura di Berlusconi chiaramente, però questi difetti io temo che ce li trascineremo a lungo, anche perché sono un po' in fondo i difetti di un certo modo di intendere la politica italiana. A professor Cioli piace questo ringiovanimento? Si riconosce in questo processo oppure no? Sì, sì, a me piace considerando che la dialettica di scontro tra giovani e vecchi, giovani o anziani, scusa Mauro, giovani e anziani, è pur sempre insomma, uno scontro, una dialettica che... Cioè non è che la barba e i capelli grigi fanno l'uomo vecchio. No, però... Magari. No. Scherzo. Confermo. Vabbè. In ogni cultura si è assistito allo scontro tra il giovane pieno di vita e anche forse un po' troppo veemente, troppo così istintivo, e un vecchio più temperato e più saggio. E in ogni stagione c'è stato un apporto da parte dei giovani e un apporto da parte dei vecchi. Se noi pensiamo un po' a quello che hanno fatto i giovani, però, nella rivoluzione del 68 in poi, quello che ha fatto diventare questo mondo un po' più globale, un po' più attento alla natura, un po' più attento all'ambiente, un po' più attento ai diritti degli uomini, dobbiamo dire che i giovani hanno portato tanto
a quella che era solamente la saggezza dei vecchi, che forse avrebbe portato a un mondo un po' più statico. E poi, niente, un altro discorso sulla politica, mi piace mettere l'accento che la politica è un discorso che deve interessare tutti, non si può dire io non mi interesso di politica, perché è come se si dicesse io non mi interesso del bene dei miei figli, non mi interesso del mio futuro. La politica è quello che noi cerchiamo di fare per far andare bene il nostro futuro. È ovvio che dopo assistiamo a tanta brutta politica fatti da brutti politici, ma come se io ho un moroso che mi mette le corna o che si comporta da bastardo, no? Non per questo non vuol dire che è bello l'amore o che non è bello essere innamorati. Cioè, scansiamo quella che è le persone che fanno la politica dalla politica in generale, che forse è l'arte che ci propone più per il futuro, ecco, quella che ci dà più garanzie. Si dice che i giovani non si interessano alla politica, ma la sensazione è che comunque sia una cosa trasversale che attraversa tutte le generazioni, non che gli adulti, mi pare, in generale proprio si interessino poi così tanto. Non so se è così, casomai scriveteci anche da casa come la pensate. Noi facciamo una piccola pausa e torniamo tra poco. Bene. Eccoci qua, ben trovati, si parla di politica, di giovani e politica, di luoghi comuni, verità, cosa pensano i ragazzi, in che politica sognano, che politica vedono, bla bla bla. Dicevamo che appunto qua in realtà beneficiamo della presenza di persone che comunque si impegnano e hanno anche un ruolo attivo nella politica. Uno di questi è Francesco Tognato, vicepresidente della Consulta Provinciale degli Studenti, ma non solo. Tu cosa fai? Beh, qui in provincia, comunque a Udine, siamo un gruppo di una trentina di ragazzi che è Future Dem, è un'associazione nata da poco, apartitica tra le altre, che raccoglie un po' i giovani di vari orientamenti anche politici e secondo me ha un obiettivo. La cosa veramente importante del far politica oggi secondo me è la formazione. Molto spesso gli studenti vengono e ti dicono io mi interesserei di politica ma non so nulla. Il compito di un ragazzo che fa politica secondo me adesso è diffondere questo sentire comune, questa voglia di fare qualcosa perché ne benefici tutta la società, perché i ragazzi sono una risorsa enorme secondo me e non è vero che se uno è troppo giovane non deve impegnarsi, non deve badare alla politica, anzi un motivo in più. E la cosa importante è proprio istruire e formare dei ragazzi che un giorno siano pronti ad affrontare la politica, che non vuol dire fare il parlamentare, fare il senatore, ma la politica è far sì che tu hai una competenza che metti al servizio di tutti. Questa è la cosa veramente importante e uno non lo può fare se non gli trasmette qualcuno questa passione, perché su molte cose l'importante secondo me è saper coinvolgere. E per coinvolgere ci vuole anche perseveranza. Prima chiedevi ti è mai capitato di sentirti fuori luogo? A me capita spesso purtroppo e quelli che sono qui e che mi conoscono lo sanno, ma non sono l'unico, perché ad esempio anche Jacopo e Nicola che sono qui con me si impegnano assieme a me in politica. Quindi l'importante è che andate in giro assieme, così non vi sentirete. Anche, esatto. No, sono sempre in buona compagnia per fortuna, però è un tema ostico, è un tema che ti dici parli ancora di politica, ma chi se ne frega, sono cavolate, non mi riguardano. Invece la cosa importante secondo me è far capire che la politica serve a tutti. Ma secondo te quello che sta succedendo diciamo a livello governativo, a livello nazionale, parlavi di coinvolgimento, può coinvolgere i ragazzi, cioè il fatto che ci siano delle persone più giovani? Ma, serve o no? O non cambierà niente? Allora, secondo me serve per coinvolgere, questa è una cosa importante, perché io ad esempio, mia esperienza personale, ho iniziato a fare politica dopo che era venuto Matteo Renzi per la prima campagna delle primarie, ad esempio al Palamostre, e da lì ho iniziato ad impegnarmi attivamente. Ovviamente è una comunicazione nuova, un ragazzo non si aspetta uno stile comunicativo, un entusiasmo che dà un certo tipo di figura, si immagina a volte la politica del Parlamento che è una cosa statica o comunque è un modo per avvicinare. Io non dico che sia la soluzione, ma secondo me ha avvicinato molte persone che altrimenti avrebbero detto la politica rimane una cosa che non mi interessa. Ti faccio un'altra domanda secca, riferendoci appunto all'età, all'impegno. Tu dicevi per impegnarsi in politica non sei mai troppo giovani, ma per essere per esempio ministro, cioè un ministro di 30 anni ci può essere secondo te?
se ha le competenze necessarie sì, perché io dico, vedo... Ma è facile o difficile che ce le abbia però questo? Secondo me è facile, perché basta pensare che noi, facciamo l'esempio concreto, abbiamo dei professori, io non penso che tutti possano dire che il professore che ha 60 anni sia più competente, sia meglio di quello che a volte ne ha 40 ed è più bravo. Allora adesso parliamone. Nel senso, a volte Che mi mandino via. non dico che debbano essere tutti mandati via, ma dico che a volte può esserci che la competenza uno ce la può avere anche a 40 anni, però il problema è che essendo mancata una dialettica tra generazioni, secondo me, si ha un conflitto perenne, che tu sei giovane, beh ti mando via, tu sei vecchio, beh ti mando via, c'è questo Invece di steggiarsi. dialogo c'è la dicotomia. Riapriamo il dialogo, questo è il tema insomma, fondamentale. Non mettere assieme le risorse, ma in realtà scontrarsi. Moro, che sentivo borbottava qualcosa ancora. No. Sentite qualcosa tipo INPS. Sì, che mi senta qualcuno all'INPS oppure al Ministero, insomma. No, mi sono permesso di dire a Moro che gli mancherà tantissimo la scuola una volta che dovesse andare in pensione, quindi che non abbia tutta sta fretta, insomma. Non ho fretta. Bertoni, che vedevo prima interessato al discorso, quando ho fatto la domanda se sei troppo giovane, 30 anni per essere ministro, no? Come la pensa? Io parlo di cose che ho vissuto. 25 anni fa, assieme a degli amici, abbiamo provato ad impegnarci a livello amministrativo locale come indipendenti. All'epoca tutti scappavano dai partiti, c'era un fuggi generale. Non c'erano i personalismi che ci sono adesso, indubbiamente, però già all'epoca per entrare in un'amministrazione piccola mi chiedevo a 26 anni, ma sono in grado di portare avanti questo impegno? Ho le competenze per fare questo? Cioè voglio dire, tanti giovani che si buttano, si lanciano con questa energia, e a me piace molto l'energia dei giovani, tuttavia ritorno al discorso di prima, cioè energia sì, i giovani ce l'hanno, che forse le persone più avanti nell'età non hanno, ma credo che l'esperienza, la sapienza, le cose, i temi di cui parlava prima Moro, insomma, devono esserci, quindi ci vuole. Tra poco voglio sentire la risposta di Sara e Stefano, ma intanto Fabio. Ecco, allora, prima cosa dico che in effetti è vero che la parola politica è diventata un po' una specie di insulto quasi. D'altronde non c'è da stupirsi per come è stata poi gestita la politica effettivamente negli ultimi anni, e si è creato questo malessere all'interno della popolazione, ma adesso non mi metto di certo a parlare io di Berlusconi, di Grillo, di compagnia bella, non è questo che mi interessa. La cosa più grave secondo me è il fatto che i giovani veramente rispetto agli anni 70, a quel periodo storico lì, non si interessano più delle tematiche sociali, ed è questa anche la sfida che ci siamo lanciati noi a livello di consulta provinciale, così come di comitato studentesco all'interno del Convito Nazionale Paolo Diacono, cioè quello di tornare a parlare di tematiche sociali. Noi abbiamo fatto assemblee studentesche sull'immigrazione, sull'omosessualità, sul ruolo della donna nella società, e questo per tornare a coinvolgere. Che riscontro avete avuto? La cosa bella è stata che abbiamo avuto un buon riscontro, sono piaciute, chiaramente dipende anche da come si trattano queste cose, però, e questa secondo me è la nostra sfida che dobbiamo lanciarci noi giovani, prima di pensare alle elezioni, al posto magari in Parlamento, quella di coinvolgere la gente verso una cittadinanza attiva, in questo senso termini di politica, tornare ad appassionarsi a queste tematiche sociali, questi dibattiti che devono avvenire assolutamente, perché sennò viene meno proprio la partecipazione democratica alla vita politica. Vorrei inoltre dire un'altra cosa, in anteprima assoluta. Nazionale. Noi come studenti del Convito Nazionale Paolo Diacono abbiamo deciso di organizzare il prossimo anno a Cividale un Model of the United Nations, una cosa che c'è solo in 3 posti in Italia, e quest'anno, dal prossimo anno ci sarà anche a Cividale. Ma come funziona? Spiegaci. Il ragazzo che si occupa di questo progetto, che è Gabriele Qualla, che sarà il Secretary General della conferenza, quindi vi lascio la parola. È tutto molto English. Grazie. Tutto in inglese, sì. Good evening. Buonasera. No, scherzo, mi piaceva però questa internazionalità. Sì, è un progetto totalmente in lingua inglese, un progetto internazionale, si svolge su scala globale, per cui noi pensiamo di partire già forte
e invitare un centinaio di studenti da tutto il mondo a Civitale del Friuli. È un progetto che è molto bello sicuramente per attivare noi giovani e per attivarci su questo piano sociale e metterci in gioco. È un modo di fare politica anche questo sicuramente. Posso chiederti una cosa per capire? È praticamente un mini Si tratta di una mini simulazione, ONU? esattamente, si tratta di simulare una conferenza ONU a tutti gli effetti, per cui con le stesse modalità, stessi modi di dibattito, stesso modo di vestirsi, di mettersi in gioco. È una cosa molto molto coinvolgente. Bello. E oltre ad essere divertente e stimolante per noi giovani, è anche un modo ideale, il modo ideale per appunto imparare cose nuove, cercare di risolvere problemi legati a ambiente, politica, diritti umani, UNESCO e un'altra grande quantità di tematiche, e cercare appunto di risolvere questi problemi con delle risoluzioni e dei dibattiti, tutti come fanno i veri delegati ONU. Per cui ritengo sia un progetto veramente fantastico. Assolutamente, e complimenti siamo a voi a buon punto davvero. e cercheremo davvero di dare il nostro meglio. E grazie per averci dato anche questa anteprima. Quindi per il prossimo lo state organizzando per il prossimo Sì, lo stiamo organizzando anno? per il prossimo settembre, il prossimo anno novembre, Sì. scusi, il prossimo anno scolastico. E siamo a buon punto, nel senso che ora siamo pronti ad invitare tutte le scuole a livello internazionale. Abbiamo contatti veramente ovunque, Africa, America. Noi chiaramente speriamo che queste scuole arrivino. Non è detto che ce ne sarà veramente da tutto il mondo, tutto il però mondo, però sicuramente comunque riusciremo ad avere degli studenti stranieri anche a Civitale del Friuli. Bellissima cosa. Torno un attimo al discorso di prima, giovani al potere oppure no, perché ci arriva un messaggio. Vorrei fare presente al prof Carnico, quindi al professor Moro, che in politica è meglio un giovane inconsapevole di sbagliare per mancanza di esperienza piuttosto che un vecchio politico esperto in errori consapevoli e compiacenti. PS, siete bravissimi, complimenti ai ragazzi, ciao Simi Morris. Dall'altra parte invece c'è chi scrive i ragazzi parlano come gli adulti, chiacchiere, sono già rovinati, dicono le cose che gli altri vogliono sentire. Questo da Francesco Cossettini. Sara, come rispondi a quello che dicevano prima riguardo per esempio appunto meglio, ci vuole dell'esperienza, insomma inutile, va bene l'entusiasmo dei giovani ma per certe posizioni ci vuole l'esperienza. Io in realtà mi collego a una cosa che aveva detto il signor Greggio Tognato sul giovane formato, nel senso che un ministro, anche io da giovane, tra virgolette, ammetto che mi fa un po' di paura un ministro a 30 anni, nel senso che ormai essendo io quasi vicino alla soglia dei 30, mi chiedo, che dramma. ormai sì, alla fine, no, mi chiedo, cioè non avendo... allora, ci sono le tempistiche dell'università, le tempistiche della scuola e comunque, bene o male, con le tempistiche universitarie anche tutte giuste, a 24-25 anni si finisce l'università. Da lì in poi hai 5 anni per farti un'esperienza effettiva. Confrontati col mondo reale anche, esatto, no? Ma banalmente anche le cose più banali, quali anche andare a vivere da soli, vivere il quotidiano, amministrare correttamente il quotidiano. E mi chiedo come una persona a 30 anni che magari non ha ancora imparato a vivere egregiamente il proprio quotidiano, ma anche a gestire un nucleo familiare o qualcosa di questo genere, possa poi altrettanto bene, in modo egregio, gestire il bene comune e comunque un ministero, nel senso... Cioè, è un po' troppo, insomma, dai, sì. Va bene i giovani, però andiamo per gradi e facciamo una certa esperienza, in sostanza, prima di arrivare a posizioni chiave. E infatti ben venga, in questo caso faccio un piccolo sport per il mio partito, che di cose poche alle volte ne fa, di cose buone alle volte le fa. Ci sono state dei... come ti guarda. No, perché chi vive il Partito Democratico sa tante cose. No, ci sono state dei corsi di formazione anche a livello nazionale del Partito Democratico, dove appunto l'obiettivo era quello di formare e di far incontrare tantissimi giovani da tutta Italia, mandarli in Europa, mandarli anche in altri continenti, per poi farli diventare degli ottimi e dei buoni amministratori. Allora, se il partito forma i propri futuri dirigenti in questo modo, allora forse ha anche senso. Ci può essere una strada, ok? Non mandare lo sbaraglio, fondamentalmente. La tua risposta, Stefano, ai troppo giovani a posizioni importanti? Allora, secondo me bisogna diversificare, nel senso che ministro a 30 anni può essere, ma secondo me bisogna partire, possiamo dire, dalle basi. Insomma, bisogna partire dal consigliere comunale,
per poi arrivare al consigliere regionale, per poi magari arrivare al Parlamento. Cioè il fatto che una persona a 26, 27, 30 anni si ritrovi già in Parlamento, catapultata lì, insomma io ho qualche dubbio. Non perché magari la persona non abbia le competenze, ma perché gli manca la formazione, l'esperienza. E anche un altro discorso riguardo i giovani e la politica, ma secondo me i giovani e la politica, cioè perché i giovani non fanno politica? O meglio, secondo me i giovani dovrebbero comunque interessarsi e partecipare alla politica. Non è che se uno incomincia a partecipare a qualche riunione, dopo vieni bollato, dopo in qualche modo non puoi più smarcarti. Non è che andare a sentire... Bisognerebbe togliere questa... Non è che andare a sentire una riunione sia il male assoluto. Quindi per me è giusto questo, secondo me. Dopo la pubblicità volevo farvi rispondere anche al messaggio che è arrivato da casa. Si parlava di ministri trentenni, io vi dico che il ministro degli esteri austriaco ha 27 anni, quindi esiste questo caso anche a livello europeo. Sì, sì, no, per l'amor di Dio, ma era per capire se secondo voi è una cosa in cui vi riconoscete, se questa, se vi piace, se pensate che possa essere fattibile, insomma, al contrario di quello che magari si diceva. Pubblicità tra pochissimo. I segni di pazzia durante la pubblicità, ma deve essere la stagione lunga, si comincia un po' a sentire. Aurora, volevi intervenire? Sì, intanto buonasera a tutti. Io penso che la politica si fa sin da piccoli, a mio parere, soprattutto chi fa il rappresentante della propria classe, istituto, consulta, o comunque anche ogni giorno noi facciamo politica nelle nostre scelte di vita o nell'affrontare comunque la quotidianità. Posso solo interromperti subito? Sì. È difficile però trovare gente disposta, cioè per voi che fate sì, ma vedo che già magari per fare almeno, non so, ai miei tempi, adesso faccio anch'io come, trovare qualcuno, no, io rappresentante di classe non lo faccio, no, per l'amore di Dio, quindi già sì lo fanno, ma quei pochi che lo fanno. È molto difficile perché secondo me i giovani d'oggi hanno molta paura ad impegnarsi in qualcosa, perché porta fatica comunque. Si vuole o non si vuole, c'è fatica dietro e c'è impegno costante se si vuole fare bene. Poi se si vuole fare per apparizione o comunque per arrivare a determinate qualità scolastiche che alla fine non è vero che le raggiungi solo tramite, cioè facendo il rappresentante, è un altro conto. Però a noi spaventa molto la realtà di impegnarci ad andare alle riunioni ogni giorno, o comunque metterci la faccia nelle cose. Siamo bravi comunque sì, a metterci la faccia per le nostre cose, ma rappresentare un gruppo o i propri studenti è sempre difficile perché comunque sono in tanti. E poi per quanto riguarda l'età dei ministri o di chi fa politica, no, secondo me non c'è un'età prestabilita. Ci vuole la gavetta senz'altro perché comunque gli errori insegnano e ti fanno andare avanti magari comunque più consapevolmente a cosa stai andando incontro. Però... Cosa c'è? Boh, andiamo avanti. Però penso che comunque a 30 anni penso che si possa fare, se si è bravi e se si impegna, cioè se una persona si impegna comunque si può rappresentare il proprio popolo o chi ti ha votato. C'è la paura, come diceva prima sia Tognato che il nostro ospite, c'è la paura che magari in quell'età non si è pronti perché comunque c'è anche altro da affrontare. Però comunque... No, scusate, è colpa mia che ho... Però comunque penso che ci sono molte persone piccole come ad esempio anche Renzi. Sì, tu parli di paura, ma io volevo farvi delle domande, però comincio con te, ma voglio farle un po' a tutti. Andando sul concreto, io vorrei capire, è paura o è il fatto che magari veramente non ci si interessa a certi temi? Non parlo di voi, parlo di quello che riscontrate, di chi non ha voglia magari di impegnarsi, cioè cosa vi interessa, di cosa volete che si parli a livello politico? Perché poi io noto che magari non ci si impegna, e parlo di tutti e non solo dei ragazzi o di quelli della vostra età, però quando c'è qualcosa parte subito la critica, il luogo comune, sempre questa dicotomia, noi siamo una cosa, la classe politica è un'altra, quello si è sempre pronti un pochino a dirlo o a criticare. Vorrei capire cosa vi interessa, che modo di fare politica vi piace, sono emersi magari nuovi schemi comunicativi, se non nuovi modi di fare
fare politica, non lo so, ma in questo recente periodo con con Grillo. A me la politica piace, ma piace farla bene. Penso che i ragazzi si siano molto allontanati dalla politica e la vedano, come dicevano prima, come una parolaccia, come un qualcosa di molto lontano da noi, perché penso che la classe politica si sia dimenticato che bisogna fare politica per il proprio popolo e non per se stessi, per gonfiarsi le tasche. Perché questo è il messaggio della politica che a noi passa al giorno d'oggi. Penso anche che i giovani non si impegnano, cioè non tutti perlomeno, non si impegnano perché hanno avuto tanti esempi negativi della politica, quindi fa anche paura ad andare ad avvicinarsi a questo mondo perché si pensa sempre che bisogna andare ad affrontare un luogo, comunque degli ambienti che non li rappresentano. Quindi è difficile comunque arrivare il primo che capita, che magari è onesto, in un ambiente dove noi li guardiamo come disonesti. Estendo comunque la domanda a tutti gli altri, poi dico a Simona che ti vogliono al microfono, salutatela da Perry, quindi ti vogliono al microfono, preparati intanto. Poi arriva un messaggio sempre da Francesco Cossettini, che prima accusava un po' i ragazzi che hanno parlato, comunque ravvisava un po' questa cosa da replicanti, insomma, che si ripetono degli schemi già visti nel modo comunicativo dei politici, quelli grandi, diciamo. Quindi non so se chi ha parlato voleva rispondere o chi si sente coinvolto. Ma ci scrive ancora, quelli di Cividale sembrano extraterrestri, in senso positivo, perché poi specifica. Isola felice, annata buona, aria del Natisone, ce ne fossero così, ma la norma è diversa, bravi comunque. Jacopo? Sì, ci tenevo a... Adesso dovete parlare perché siete stati chiamati in causa. Ci tenevo a dire i motivi per cui personalmente faccio politica. Per me far politica vuol dire sì rappresentare gli studenti in consulta provinciale, vuol dire sì ascoltare gli studenti della mia scuola, ma vuol dire anche ascoltare gli anziani del mio paese, ascoltare i ragazzi del mio paese, ascoltare i loro problemi, il problema dello studente che non riesce ad arrivare a scuola perché la corriera della SAF passa una volta a ogni morte di pappa, l'anziano che non arriva a fine mese perché la pensione è sempre quella, i prezzi degli alimentari aumentano, cose simili. Far politica vuol dire ascoltare la gente, riuscire a portare i loro problemi a un livello più alto, a un livello in cui questi problemi possono essere risolti. Per cui l'esperienza in campo politico la si fa nelle piazze, tra la gente, con i propri familiari. Per fare il parlamentare, per fare il politico, non serve avere 60 anni. Un sessantenne difficilmente riesce a rappresentare delle persone che hanno 40 anni meno di lui. Per fare il ministro posso capire che siano necessarie delle competenze e che a 30 anni una persona non abbia quelle competenze. Ci sono delle eccezioni, motivo per cui ci può anche essere un ministro che ha 30 anni. Faccio una domanda a te, poi anche ai ragazzi, a Sara e Stefano. Si cita spesso appunto 68, gli anni 70, eccetera, come periodo così d'oro, quando i giovani si impegnavano, eccetera, eccetera. Lì c'era, diciamo, c'erano delle appartenenze più forti, più delineate, più... vi chiedo, sì. Vi manca, perché oggi si dice, insomma, destra e sinistra non esistono più con quell'accezione vera. Vi manca o è una cosa positiva per voi? Cioè vi manca avere delle idee forti in cui identificarvi? Può essere questa una delle cause di un minore interesse, di una minore partecipazione? Chi fa politica oggi, spesso chi milita in uno stesso partito... La sente questa cosa, sente dici? La propria provenienza, la provenienza della propria famiglia. C'è chi militando nel Partito Democratico ha una famiglia che proviene da una tradizione politica comunista, del Partito Comunista Italiano, chi invece proviene dalla quella corrente politica che era invece opposta a quel tempo, cioè la Democrazia Cristiana. Il nostro obiettivo ora è quello di superare quelle divisioni che sono state fondamentali 50 anni fa. In un altro contesto, dici? E adattarci al contesto attuale. Ovviamente non ha più senso fare un ragionamento di stampo comunista ora.
in un momento in cui il comunismo è morto e seppellito nel XX secolo. Dobbiamo sì, però superare. per esempio ai giorni nostri esistono ancora, non parliamo per esempio di comunismo, ma spostiamoci all'estero, negli Stati Uniti esiste per esempio una contrapposizione comunque netta fra repubblicani e democratici. Sì, beh, ma cioè, come qua esiste le contrapposizioni nette servono o no, al di là che poi ovviamente cambino nome, cambino magari... Allora, le contrapposizioni nette sono alla base del dibattito politico. La politica è compromesso, fare politica significa cercare un compromesso che possa rappresentare al meglio tutte le persone, possa trovare soluzioni ai problemi di tutti. La politica è compromesso, il compromesso non ha senso se non ci sono delle contrapposizioni. Provenendo da culture diverse, da orientamenti politici diversi, da religioni diverse, eccetera, queste contrapposizioni sono ovvie e quasi dovute. Quindi la politica è cercare compromesso laddove ci sono delle contrapposizioni che sono necessarie per poi arrivare, sì, no, è chiaro il discorso e mi pare che ci siano già delle opinioni che si scaldano. So che c'era Tognato, ma intanto andiamo in pubblicità, piccolo stacco, ma approfitto di un messaggio anche perché è un pochino quello che quello che voglio chiedervi io, perché ci scrivono parlate di fare politica bene e fare politica male, di politica giusta ed ingiusta, ma il criterio con cui la giudicate qual è? E quindi che società avete in mente? Cosa volete? Lo chiederò poi anche proprio a Stefano e Sara per capire da una parte e dall'altra concretamente cosa vorreste. A tra poco. Eccoci qua, ben trovati. Eravamo rimasti a un'affermazione, la politica è compromesso. Sto semplificando, Jacopo, perdonami, ma era da lì che un pochino erano partiti alcuni commenti non al microfono, che adesso vorrei sentire. Francesco? No, io aspettavo solo per fare dire la cosa simpatica. Jacopo diceva che c'è una tradizione di famiglia dietro. E io dico, mio papà è coordinatore del PDL, cioè Forza Italia adesso, e io sono finito dalla parte opposta. Secondo me l'importante non è la tradizione, ma il fatto che si venga trasmessa la passione. E sul fatto del compromesso, su alcune cose indubbiamente ci deve essere un compromesso, perché alcune cose sono trasversali e valgono per tutte le parti politiche, ma ovviamente ci sono temi sui quali non c'è un dialogo, ma perché semplicemente una visione della società che alcuni hanno io non la condivido. Dicevano nel messaggio cosa vorreste. Io ad esempio vorrei una società dove appunto l'impegno viene da tutti, c'è uno scambio reciproco, c'è un impegno attivo, solidale. Sì, e poi vorrei capire quali sono i temi principali della politica. Ma cioè, io di cosa mi preoccupo? Del lavoro, della scuola, non so. Secondo me i temi principali della politica non ce ne sono, perché io con i ragazzi con i quali facciamo politica, la politica la facciamo trovandoci davanti a un caffè in un bar e parliamo di quello che sappiamo. Mi fa ridere un po' i ragazzi che alla mia età vanno a fare dichiarazioni sulla legge elettorale, il Parlamento. Sì. Va bene, parliamo delle cose io parlo di scuola perché questa è la mia competenza. Con gli amici puoi parlare di quello che vuoi, sono opinioni personali, però uno porta le competenze che ha. Io da alunno porto la competenza che ho nell'ambito scolastico. Ok, chiarissimo. È quella la politica. Simona, facciamo arrivare il microfono che si era prenotata. Io concordo con te, Tognatto, perché comunque noi da piccoli studenti è giusto che ci occupiamo di scuola come facciamo nella consulta, e i rappresentanti di classe, i rappresentanti di istituto, infatti ci sono innumerevoli assemblee. Chiaramente secondo me i giovani adesso vorrebbero una politica a mio parere unita, più che distaccata, perché comunque abbiamo come esempio la Carta Perfetta della Costituzione, che è stata creata da persone di correnti politiche totalmente differenti e che si sono messe insieme senza di verbi per creare appunto una cosa perfetta, magnifica per il nostro futuro. Secondo me la politica ai giovani è un attimino scomoda, perché non tanto per il fatto che sia difficile oppure perché, che ne so, è molto impegnativa, ma per il fatto che comunque a volte si perde il nome, diciamo, perché se tu hai degli ideali che vanno contro ad altri, è molto più difficile che tu sia visto bene dagli altri rispetto a se parli solo
oh stasera andiamo a ballare, stasera facciamo quello, È stasera grave facciamo però sta quell'altro. cosa, Esatto. perché io ho più stima di uno che ha delle idee piuttosto che uno che non ne ha, cioè Esatto. la cosa mi preoccupa alquanto. Sono breve, però hanno fatto perfetta la Costituzione per poter litigare poi per 50 infatti, anni. era quello che... Stiamo attenti a questa cosa, perché poi hanno qualche mese per farla. Anche e poi, adesso sul cambio... No, ok, sì, posso concordare, no, però comunque l'hanno fatta per un futuro più roseo rispetto a ciò che è stato. Io posso dire la mia, a me Quella è piace stata fatta la moltissimo Costituzione. questa cosa, perché in realtà questa cosa dell'essere d'accordo per il bene comune, idealmente dovrebbe essere una cosa stupenda, ma a me non piace, mi preoccupa, anzi, cioè, mi fa male sentirvi parlare di questo compromesso. Jacopo, ti voglio benissimo e sono soddisfatto che ci siano dei ragazzi che si impegnano in politica, ma mi sembra il compromesso una cosa da vecchi, il compromesso assolutamente. Quando so che ormai ho pacato i miei istinti giovanili, da giovani si ama con tutto l'istinto, si va da una parte anche senza pensare, con la testa buttata, si sventano gli ideali più belli, anche se sono sbagliati, perché dopo magari quando col compromesso si sistemano. Ma adesso è il momento di tirare fuori le proprie bandiere, le proprie forze, la propria idea, la propria spensieratezza, anche i propri, cioè, le proprie forze interne. Il compromesso è veramente un dire, boh, adesso sono diventato vecchietto, sono diventato saggio, vedo quello che è la miglior cosa e ripenso a quello che ho fatto da giovane, ma adesso è il momento di tirare fuori la propria indole. Stefano e Sara, come la pensate? Beh, proprio... No, infatti, prima Stefano. Proprio su questo tema, secondo me, possiamo dire, quello che sta alla base è una mia idea, cioè che la politica non è una scienza esatta. Io, se sono qua come membro di Forza Italia, è ovvio che ho una determinata visione della società, ma allo stesso tempo io non ho problemi a rispettare le decisioni. Beh, ma rispettare va benissimo, no, cioè, ma allo stesso tempo, ma allo stesso tempo, no, ma è vero, ma allo per stesso me? tempo, No, è una cosa importante. ma dal momento che io sono di Forza Italia, cioè da quello che ho detto prima, se la politica è realizzare, dal momento che, vedete, cioè secondo me, per troppo tempo ci si è limitati a dire, possiamo dire, a boicottare l'opinione altrui, senza, possiamo dire, esaminarla. Perché, cioè, secondo me, se quello che voglio dire io è fondamentalmente questo. Cioè, sarà la storia che giudica l'opinione di Forza Italia, sarà la storia che giudica... Sì, ma intanto diamo delle questo che voglio dire io, diamo delle opinioni che siano nettamente diverse. Ma non è possibile che ci sia questa idea della società vaga in cui tutto si assomiglia. A me fa senso, cioè non lo so. Concordo, ma infatti, secondo me, le diversità emergono proprio in questo momento. Cioè, nel momento di crisi, in cui le decisioni effettive devono essere prese, emergono effettivamente le diversità fra un centrodestra e un Forza Italia. Beh, no, secondo me no, perché adesso possiamo dire che anche facendo riferimento al governo attuale, che insomma le larghe intese più o meno larghe mettono in evidenza il compromesso, ma secondo me, noi siamo l'opposizione, non è che accettiamo questo. No, ma tu dicevi che nella crisi vengono fuori le cose opposte, invece mi pare che si tenda un po' più a... tu come... No, ma secondo me no, perché noi abbiamo una determinata idea, cioè meno Stato possibile per rilanciare l'economia, quindi anche allo stesso tempo quello che diceva Francesco, quello del fatto che i giovani si devono interessare, possiamo dire, di quello che sanno. Posso concordare, ti do anche ragione, ma come fare alla fine dei conti poi ad accettare la visione per la quale un ministro può avere 30 anni? Cioè, se si va per gradi, a scaglioni, come si può poi ad accettare, a sostenere la tesi per la quale un ministro è a 30 anni in Parlamento? Ok, sei stato chiaro. No, dopo abbiamo una risposta, solo perché ci sono tanti interventi. Sara? No, la sensazione, ascoltando loro e ascoltando anche quello che, come mi sono sentita io negli ultimi anni alle riunioni del Partito Democratico, piuttosto che altre riunioni, è che effettivamente nella quotidianità del dibattito partitico si parli veramente del nulla, tanto che noi giovani siamo portati a parlare di responsabilità e compromesso.
Ed è una cosa che effettivamente, anche sentendo loro parlare di questo, per me è aberrante, perché infatti uno dei motivi per cui al momento io personalmente mi sono un attimo spostata dai partiti per ritornare un po' più nel movimento, nelle associazioni, proprio perché adesso questa voglia di compromesso non ne ho più. Io ho determinati credi, determinate cose e io non arriverò mai più a un compromesso su certe punti. Per me è fondamentale arrivare. Insomma, le larghe intese non ti piacciono tanto? No, cioè i partiti forse anche perché io ai 26 anni ho una posizione del partito che posso permettermi a fare questo, però sì, assolutamente, sono favorevolissimo per tenere il punto e andare avanti, basta. Matteo? Allora, io penso che intanto la politica deve essere più che un compromesso, un confronto, cioè tu non la pensi come lei non la pensa come te, non vi dovete scannare, ma pensatela diversamente. Ma dovete pensare diversamente. Qua io vedo, sembra una roba tipo, è una propaganda, ovvero sì, tutti bravi, tutti belli, grandi cose, così, colà, e poi cosa succede? Si sta peggio di prima. Cosa numero 1. Cosa numero 2, io penso che i giovani si stanno allontanando dalla politica perché non c'è più un ideale, un qualcosa in cui mi riconosco, cioè io mi riconosco in quello e non ho detto che divento una brigata rossa e ammazzerò qualcuno, divento un fascista e ammazzerò qualcuno. Intendo dire che per me destra e sinistra, la politica di adesso è la stessa identica cosa, non c'è differenza, non vedo differenza tra voi e voi. Sì, un esempio è vedere Grillo che va su. Mi permetto di difendere solo un attimo, non gli ho fatto domande, a parte prima quando ho chiesto, però non gli ho permesso di esporsi su punti specifici dell'idea di società che hanno, di economia, bla bla bla. Il Parlamento in generale, il fatto tipo che anche questa cosa me l'ha fatta capire anche che alle ultime elezioni che Grillo ha avuto grande successo, che Grillo è uno che non ha un'idea politica. Grillo dice soltanto basta, avete Come stufato. Ti spieghi però che c'è stato un successo, perché avete stufato però poi anche un calo? C'è stato un successo, ma dopo hanno capito che questo non ha un'idea politica. Ok. È quello il calo. Okay. E il problema è che ha avuto un successo nel fatto che destra e sinistra non si riconoscono, non vedo né la destra né la sinistra. Non hai, come dicevamo prima, insomma, Cioè, c'è solo propaganda che dico, se io vado su faccio grandissime belle cose e io faccio cose più belle, poi cosa succede? Niente. Hai bisogno di un'idea in cui riconoscerti fondamentalmente. Sì, perché negli anni 60 era questo, la gente si riconosceva, io dico io sto di sinistra, io sto di destra, non estremizzando. Declinandoli anche alla situazione reale. Esatto. Mattia. Sì, tornando al discorso di prima per quanto riguarda il ministro 30 anni, io sono d'accordo con la tesi di chi dice che bisogna fare gavetta perché dappertutto, prima di arrivare in alto bisogna partire dal basso, accumulare esperienza e poi arrivare a determinati livelli. Però allo stesso tempo mi preme dire che comunque in questo momento all'interno del Parlamento l'età media è troppo alta. Secondo me è più giusto un mix di giovani e vecchi. E soprattutto io di giovani ne vedo molto pochi, però io sono comunque del parere che i giovani siano senz'altro più puri dei vecchi, con molta più voglia di fare e se non altro meno corruttibili, perché chiaramente lottano per il loro futuro e forse diciamo che i vecchi hanno meno interesse rispetto ai giovani a far andare bene le cose, soprattutto guardando gli ultimi tempi. Sono più egoisti, dici, insomma, non gli interessa tanto a lungo termine, fondamentalmente, ma risolvere delle cose immediate che magari riguardano loro direttamente. Si era presentato Nicola anche? Sì, e poi la ragazza qua. Allora, io volevo un po' rispondere su vari punti, poi iniziamo con quello che diceva Mattia adesso. Intanto abbiamo il Parlamento più giovane d'Europa e questo vuol dire molto. E soprattutto grazie alla ventata di novità che ha dato il movimento di Grillo, per quanto poco mi è simpatico. Io credo che il divario fra politica e società non sia caratteristico soltanto dei giovani, tutta la società italiana, tutta la popolazione ormai guarda con molto distacco quelli che stanno seduti a Roma. Sì. Questo a causa, appunto, come si diceva prima, della politica degli annunci, della politica del faremo e vedremo. Credo che ormai, su questa è un'idea mia molto personale, sia cambiata, sia finita quell'epoca e si è capito che l'unico modo per riavvicinare la gente alla politica e soprattutto i giovani alla politica è fare. Io apprezzo molto in questo senso il darsi delle date che ha fatto il governo attuale, che è stato molto criticato da alcuni, ma io lo apprezzo. Si dice entro tot io farò questo. Non è un vedremo, io faccio, se non lo faccio non mi voti.
questo è un riavvicinamento ed funziona. Dimostra anche il nostro gruppo che è nato l'anno scorso, appunto grazie alla ventata di novità. Poi volevo ribadire, volevo dire una cosa anche rispetto alla questione del ministro dei 30 anni. Sì. Il ministro degli esteri austriaco ha dimostrato che non serve, non è necessario, non è vincolante il percorso, il cursus honorum, possiamo chiamarlo, della politica. È utile, ma quando si ha un fuoriclasse, perché ci sono molti fuoriclassi, io conosco delle persone per via indiretta che attualmente studiano in certe università, soprattutto superiori, come può essere la Normale o il Sant'Anna. Ci sono delle persone che hanno dei numeri veramente importanti e questi sinceramente hanno poco bisogno, perché un ministro degli esteri fa poco e niente in comune con un sindaco. Sì, hanno competenze molto diverse, sono rapporti molto diversi, hanno competenze e conoscenze diverse, non è necessario fare il sindaco per fare tu dici magari per fare il sindaco ti serve un'esperienza di vita specifico, concreta, come magari si diceva per prima fare il Presidente del Consiglio è già diverso, okay, perché lì si ha un approccio alla realtà diverso che essere concreto dopo 20 anni di nulla, sei stato che chiarissimo. è per me anche una responsabilità forte da qualcuno. Qua dietro? Sì. Sì, io mi riaggancio al messaggio di Francesco che definiva Cividale come un'isola felice. Io spero che non sia l'unica isola felice, adesso non lo so. E appunto da questo messaggio si capisce anche quello che è di solito l'immaginario dei grandi nei confronti dei giovani. Si pensa che noi giovani siamo molto limitati, chiusi nella nostra cameretta ad ascoltare musica, e questo un po' mi dispiace, perché nel mio piccolo vedo che i giovani sarebbero interessati a temi attuali e, come diceva prima anche Fabio, le assemblee, il comitato propongono queste attività che sono utili per aprire la finestra su quella che è il mondo e la realtà attuale, e si incomincia da qui, si incomincia dalla scuola, e questo è secondo me fondamentale per formare quello che è il cittadino, quello che poi andrà a votare, perché anche votare non è facile, anche votare molto spesso secondo me potrebbe essere difficile per un ragazzo. Io sono appena diventata 18enne e effettivamente mi accorgo che è difficile anche questa responsabilità, prendersi questa responsabilità. E appunto, come mi riaggancio a quello che diceva Fabio, secondo me è fondamentale formare il cittadino già prima dei 18, dei 30 anni, o quello che dagli strumenti esatto, fin dall'educazione. Noi andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo, sempre a Effetto Friuli Giovani. Eccoci qua, ben trovati. Prof Martini, prima voleva intervenire. Sì, volevo allacciarmi a due cose che sono state dette adesso di recente dai due ragazzi. Uno della ragazza seduta lì in alto, mi ha fatto molto piacere sentire dire votare non è facile, perché è un'assunzione di responsabilità che fa ben sperare per il futuro, perché fare quel gesto non è, cioè la X intendo dire, non fraintendetemi, non è un gesto semplice, e bisogna che alle spalle ci sia un ragionamento e non una sorta di per partito preso io faccio questo. Mentre mi ha molto spaventato quello che hai detto tu, perché sentire che non tu ci era sia... chi? Sì, Matteo? che ha detto Matteo, sentire che non è così semplice vedere le differenze tra le diverse proposte politiche e anzi considerarle messe tutte insieme in un unico calderone, sicuramente figlio degli ultimi anni, la crisi economica e le larghe intese, però io credo che alla lunga questo sia molto pericoloso, perché la politica è ricerca di un'identità in cui riconoscersi. Se viene magari questa identità, dove si va a finire poi? Sara, volevi intervenire su questo? Che facendo molte volte volantinaggio per le diverse emozioni o cose così, ma in generale volantinaggio di tutti i generi, sia a livello del partito sia a livello di associazioni, trovo molto spesso questa cosa: dov'è la differenza? E la domanda che a me viene da rivolgere anche a lui è: hai mai letto due programmi elettorali, anche per dire
a livello, non so dove tu abiti, se abiti a Udine, ma per dire, riguardo al discorso adesso per esempio al programma ONSEL, io notavo molti elementi di sinistra e degli ideali molto forti, nel senso che è facile dire non ci sono gli ideali e cose così e poi non si legge un programma elettorale, non si partecipa alle riunioni, perché ti dico la verità che io andando a alcune manifestazioni, sentendo parlare alcune persone... No, Lui, ok, sì, devo no, non è perché non si te, sente in che sei generale, senza è microfono, che un attimo. non Diceva, so siete se voi tu che in dovete particolare, coinvolgermi. perché appunto non so se tu hai letto cose così, però molte volte io interloquendo con appunto la persona in generale mi viene rivolta questa accusa, è vero. Sicuramente è da parte di chi parla che deve essere più bravo a sottolineare differenze, però è anche vero che basta di questo pubblico passivo che aspetta la pillola dal telegiornale tutto semplificato, perché differenze ci sono, soprattutto per quanto riguarda i diritti e soprattutto se non ci sono differenze, quello che mi è stato risposto a me una volta è ci si rimbocca le mani e si crea le differenze. Posso aggiungere una cosa, non so, è una cosa mia, però mentre parlavi stavo pensando, mi pare che però ci sia, è vero, a volte però c'è bisogno del messaggio semplificato, no, in un certo senso, e mi pare che quando si deve fare, al di là del programma, dove lì ovviamente le cose sono scritte, però si tenda un pochino ad annacquare, non so se condividi con me, un conto è quello che c'è scritto sul programma, un conto è che quando parla lo stesso politico, un pochino per piacere un po' a più persone si tende un po' a diluire e forse da questo deriva un po', ma lì o secondo no, me non sei d'accordo è sempre con me? stato un po' un gatto che si morde la coda, perché alla fine anche io a guardarlo da fuori non so mai se il pubblico che vuole il messaggio semplificato è colpa di chi lancia il messaggio, che è abituato al pubblico. È come quando si parla di TV spazzatura, cioè esatto, piace a noi o in è realtà impegno, è impegno sia di chi parla ma sia anche da chi ascolta di iniziare a elevare un attimo di più il dibattito. Chiarissimo, se volevi rispondere brevemente o... No, cioè, volevo ribadire del fatto che si è capito che c'è questo problema del fatto che Grillo ha avuto un successo e Grillo è uno che non ha un programma politico e secondo me quando tu, come tipo la cosa Forconi lì, non può stare su, dico, come si dice, movimento Forconi, la manifestazione dei Forconi. Sì, all'inizio di qua, di là, però se non c'è un programma politico sotto, di destra o di sinistra, non va L'hai avanti. vissuto come una critica e non come una cosa costruttiva, dire, fondamentalmente. non va bene così. Che... E grazie, anch'io ho capito che non va bene così, ma se non hai una idea... Cosa facciamo però? Siamo sempre lì. Chiarissimo, allora di qua torniamo col microfono, intanto volevo andare da Laura che ci aveva pensato, proprio ci ha lavorato, non so se questo pomeriggio o comunque nei giorni scorsi, ma ha scritto un elaborato su questo e ci racconti un po' qual è l'idea fondamentale che hai raccolto nel tuo scritto? Io ho parlato dei giovani e con nel loro rapporto con la politica, cioè secondo me ascoltando il telegiornale oppure leggendo anche il giornale si parla sempre che le persone che lavorano nella politica italiana sono anziane e secondo me avendo questa età così elevata non possono entrare nelle menti di noi giovani, non si possono rappresentarvi veramente. Esatto. Quindi sei d'accordo con il ringiovanimento, insomma, Sì. un po' il punto focale del tuo elaborato da questo, Sì. ci deve essere anche una maggiore vicinanza generazionale per riuscire a coinvolgere i giovani e a rappresentare le loro idee? Esattamente. Quindi questo governo ti piace fondamentalmente da questo punto di vista? Sì, secondo me non ci dovrebbe essere varie divisioni tipo la destra e la sinistra, ma una unica che riesca a capire sia i giovani che le persone più anziane. Quindi sei anche tu che un li po' per quel aiuti. compromesso fondamentalmente, non hai bisogno di visioni opposte, nettamente distinte, ma cercare insieme il bene comune, traduco. Ok, chiarissimo. Jacopo? Volevo tornare su quello che ho detto prima, che ha scatenato? ha scatenato lo sconcerto di Sara e del professore in particolare. Mio prima di tutto, ho Anche lanciato tu. io la Ok, cosa, sì. d'accordo. No, semplicemente nel panorama politico attuale, se pensiamo a una forza politica che rifiuta il compromesso, l'unica è quella del Movimento 5 Stelle. Rifiutare il compromesso adesso vorrebbe dire continuare sulla strada su cui ci ha portato Berlusconi negli ultimi 20 anni. Vuol dire continuare su un cammino di disfattismo per l'Italia. Ora come ora è necessario il compromesso, così come lo è stato dopo il ventennio fascista. Nel momento in cui Togliatti, leader dei comunisti,
è sceso a patti con il leader del movimento sociale italiano. Il compromesso è questione di democrazia. Un partito, un movimento che non capisce che per migliorare uno Stato che è arrivato all'oro del baratro, il cui PIL cresce meno di quello della Grecia, un partito che pensa di poter fare tutto da solo, è un partito che non ha senso di esistere. Non ha a cuore il bene comune. Io sono iscritto al PD da già 2 anni e ho vissuto veramente con un'estrema difficoltà i 2 governi di larghe intese, perché veramente non rientravano nel mio carattere. E questo però ho capito che era necessario in quel momento, è necessario in questo momento. Non possiamo permetterci di buttare via un'altra occasione. Stefano, prima di rispondere, mi pare che ci fosse un'altra domanda per lui, così rispondiamo ad entrambe le cose. Ecco, quindi una cosa, per quanto riguarda l'età, purtroppo anche quella adesso è diventata un po' uno slogan, cioè si strumentalizza anche l'età. Posso solo chiederti, se è una domanda, altrimenti questo discorso magari giusto per non aggiungere troppa carne al fuoco, era quello che mi... Quindi va bene che i giovani si inseriscano nella politica, però chiaramente secondo me la cosa fondamentale è che si inseriscano portando il loro contributo e creando comunque un dibattito senza appiattirsi alle posizioni che vengono dettate. Quindi volevo chiedere al signor Stefano, cosa si prova a essere parte di un gruppo che si chiama Forza Silvio? Spiegati bene però, cioè nel senso Forza Silvio... No, perché non è una cosa comica, secondo me, comunque denota un'appartenenza, cioè siccome effettivamente molto si è focalizzato su questo... Sì. Sì, nel senso che è comunque, come dire, un gruppo legato fortemente alla persona che lo rappresenta. Ok. Non vedo nessun problema. Ti dico giusto una cosa. Il 28 marzo facevo parte della delegazione di Forza Italia che è andata a Roma a incontrare Berlusconi. Siamo andati a Palazzo Grazioli. Tu non sai... No, ma adesso qui vedo tante persone sorridere così. Tu non sai... In quelle 2 ore e un quarto in cui ha parlato, tu non sai quanto quello che lui ha detto rappresenta le istanze liberali. Cioè, il club Forza Silvio non è altro che un modo di tradurre in concreto ciò che rappresenta la visione liberale. Oggi chi rappresenta la visione liberale? Lo ha tentato Giannino, è vero, ha fallito. Chi la rappresenta? Renzi? Parzialmente, ma infatti non è che sia proprio di sinistra. E infatti, insomma, non nascondiamoci che Civati stia con Renzi, insomma, c'è qualche problemino. E quindi Club Forza Silvio perché? Perché Berlusconi è l'unico attualmente che rappresenta quell'idea. Ma cosa si prova a sentirsi, cioè voi siete dei ragazzi che però andate dietro comunque a un leader che ha 80 anni, che fa politica da 20 anni, perché non portare una persona nuova? Renzi da quanti anni fa politica? Ma io non sto sostenendo l'opinione di Renzi, no, però solo col microfono, altrimenti mi arrabbio, uno alla volta. Non facciamo come l'altra volta che è stato veramente pessimo da questo punto di vista. E ci sono varie prenotazioni, quindi su questo resterei, E doveva rispondere poi anche a Jacopo, quindi rimaniamo sul tema. Aurora, se vuoi, sì, ma su questo secondo me il ragazzo intendeva dire, voi non è che, cioè, la questione non è tanto sul nome di Silvio Berlusconi, ma voi rappresentate il leader, cioè non il partito. Questo però ha risposto dicendo. In questo senso, cioè, perché lui secondo noi identifica una serie di idee, quindi non è la persona ma identifica quello che ha portato alla rovina, quello che ha portato alla rovina l'Italia. Ha portato alla rovina l'Italia, Aurora, dai. Perché noi stiamo pagando, allora la politica al giorno d'oggi e i giovani al giorno d'oggi, il popolo all'istante, ricordiamoci che ci sono gente che si sta, adesso prendiamo i casi più eccezionali, c'è gente che sta morendo di fame. Sì, ma è colpa di Silvio Berlusconi. No, di una politica di 20 anni o anche di più, e stiamo pagando gli errori di una politica, ma di tanti anni, di tanti anni. Ok. Sì, non senza microfono, ragazzi, vado in pubblicità e non parla più nessuno. Sto dicendo che stiamo pagando gli errori di una politica che noi stessi abbiamo voluto, perché se allora l'Italia
posto democratico, ok? Esiste il voto. Io da libera cittadina sono andata a votare, abbiamo votato per tanti anni Silvio Berlusconi, quindi abbiamo scelto noi cosa andare, cioè chi ci doveva governare. La scelta sbagliata, ma perché? Perché ci siamo basati tante volte, come abbiamo detto prima, non andiamo a leggere i programmi, ma ci basiamo tanto sui bla bla bla. Sull'immagine, secondo te. Francesco? Due domande, Vuoi Stefano. La prima, io mi chiedo però quando Silvio se ne va cosa rimane? Cioè tutte le anime interne che nel PD comunque coesistono hanno un dialogo, e io dico c'è un dialogo interno, e in Forza Italia non ci sono mai state opinioni diverse perché ce n'è sempre stata una sola, ma io voglio vedere quando va via Silvio Berlusconi quante ne rimangono. Vabbè, ma questa è una mia considerazione personale, il tempo è galantuomo, lo vedremo. Punto secondo, mi sorge un dubbio. Abbiamo una destra che si dice conservatrice, e come facciamo a parlare di liberalismo pure sfrenato come quello di Giannino e non una destra conservatrice? Mi sembra una cosa così contraddittoria, perché non possiamo dire di essere quelli dei valori e che conservano i valori se poi parliamo di liberalismo sfrenato. Berlusconi rappresenta la tradizione, cioè è l'emblema della tradizione? Per me no. Hanno fatto campagne per anni sulla tradizione rappresentata dal centrodestra, cosa che secondo me di fatti non è vera. Però allora perché per anni hanno fatto campagna su quello? Ci prendiamo per i fondelli allora, secondo me. Perché se uno è liberale non è conservatore, è una dicotomia a casa mia. Tutto qui. Risposta prima della pubblicità e poi, perché mi pare che il tema fosse un altro, quindi dopo... No, ma sulla prima domanda, insomma, ha detto lui stesso, è una mia considerazione, quindi rispondere, staremo a vedere. È ovvio che Berlusconi ha 78 anni, 78 da compiere, e quindi vedremo cosa accadrà quando, insomma, non so, quando passerà miglior vita oppure quando sarà costretto a impegnarsi di meno in politica. Forse mi sono persa io sulla domanda di Jacopo, quindi sul fatto un partito, insomma, che non accetta il compromesso non ha a cuore il bene della gente, insomma, non è... Cosa volevi rispondere? No, il fatto del compromesso, cioè secondo me il compromesso non è di per sé da demonizzare. Quello che cercavo di dire prima, che la politica non è una scienza esatta, è proprio questo. Cioè voi portate avanti una determinata tesi, un'altra porta avanti una determinata tesi, sarà la storia che giudicherà. È ovvio però che le persone, in particolare i giovani, si devono informare. Chiaro. Pubblicità, torniamo tra poco per l'ultima parte di Effetto Friuli Giovani. Voi lì. Sì, si diceva cambiamo il tema di Berlusconi perché altrimenti poi diamo ragione a quello che veniva detto prima, che ci siamo focalizzati su quello, ma insomma libertà d'opinione, quindi abbiamo diversi interventi, ma solo qualche messaggio un attimo per dare spazio anche alle opinioni da casa. Per fare una buona politica per l'Italia bisogna fare politica per gli italiani, questo è un messaggio che è arrivato, un giovane che rappresenta Berlusconi, siamo proprio bene, dice ancora questo messaggio. Cividale Isola Felice, riferito a quello che si diceva prima, insomma quasi fossero degli extraterrestri. Noi ragazzi lavoriamo per le assemblee scolastiche, momenti per scambiare le nostre idee, non viviamo in un altro mondo ma ci impegniamo e partecipiamo alla vita della nostra città, e questa era Anna che non ci sta insomma a finire nel calderone dei non cividalesi, ma perché erano rappresentati come quasi delle mosche bianche rispetto a tutti gli altri giovani. Qua usciamo completamente dal tema perché Cristian, ci scrive: posso? Devo dire che la ragazza al centro con la montatura nera degli occhiali è molto molto carina. Adesso abbiamo Sono due... io. No, montatura nera allora è lei. È Barattolina qua sotto, come ti avevamo chiamato? Non mi ricordo, è venuto fuori... Sei tu? No, non c'è scritto ancora. Non è arrivato ancora quello. La politica parte dal confronto e deve arrivare al compromesso, quest'ultimo è il punto di arrivo, non di partenza della politica, quindi ancora sul discorso di prima. Un grande saluto a Dylan e Stefano. E poi i nuovi giovani politici devono partire con l'idea che tutti i partiti sono ostacoli per la politica stessa, bisogna mettersi ad un tavolo insieme e fare il bene comune per il popolo senza farsi condizionare dai partiti di appartenenza. Ottima trasmissione, salutatemi Roro, troppe R per me. Un saluto al signor Mattia Merò in studio e a tutto il gruppo degli Olden Governance che ci hanno sempre seguito, e quindi li saluto anch'io, oltre ai fratelli Flebus e a tutta la contea di Cussignaco, così intanto mi anticipo con i ringraziamenti. Vai, torniamo a noi. E allora saluto rapidamente gli Olden Governance e poi chiaramente torno al tema.
ma come fa in politica a esistere un compromesso? Cioè, se già all'interno di un partito ci sono idee e correnti diverse, c'è già all'interno di un partito una destra e una sinistra, un bianco e un nero, prima cosa. Seconda cosa, il compromesso, togliamoci questo macchiettismo qualunquistico e mettendoci a dire siamo arrivati al compromesso perché c'è stato il disastro di Berlusconi. Allora, che i governi, gli ultimi governi siano stati alquanto scadenti, questo secondo me è fuori discussione, però al compromesso siamo arrivati principalmente perché non siamo riusciti a mettere in piedi una legge elettorale che stabilisse chi vince le elezioni, perché noi andiamo ancora a votare con il porcello, uno strumento che chiaramente... Adesso andremo con l'Italia. Sì, adesso con l'Italicum, però noi chiaramente fino a poco tempo fa andavamo a votare con un sistema che non stabiliva un vincitore, quindi è questo il problema, è per questo che siamo arrivati al compromesso. Chiaro, microfono qua dietro perché si erano prenotati. Vai. No, io ci tenevo a ricollegarmi al discorso di prima sul fatto dell'età in politica. Ecco, io credo che i giovani d'oggi vogliano un proprio coetaneo in politica che sa meglio quello che loro vogliono. Magari pensano che un anziano sappia meno i problemi moderni di oggi e guardi più a delle situazioni che magari c'erano e che adesso non ci sono più. Quindi mi riferisco magari anche a me, preferirei avere un giovane che magari sa quello che vogliono i giovani come lui, che magari uno è anziano che ha sì esperienza, però non sa magari bene i problemi di oggi e quindi non è adatto. Chiarissimo, prego, qua dietro c'è un'altra prenotazione. Ah, dobbiamo far arrivare il microfono. Scusami, pensavo che ci fosse già, abbiamo fatto... Okay. Io volevo intervenire riguardo all'idea del compromesso. Secondo me l'idea del compromesso, che è stata vista così in maniera negativa, non è da considerare, almeno dal mio punto di vista, come in questo periodo, in questa situazione, così negativamente. Secondo me i giovani sono un po' stufi, fra virgolette, di vedere questi scontri continui maggiormente fra leader più che fra ideali politici, che non sono tante volte, come dicevano prima, sottolineati. A me personalmente piacerebbe vedere maggiormente un impegno concreto, soprattutto nelle realtà piccole. Dalle realtà piccole passare poi alle realtà grandi. E l'idea stessa dei ministri a 30 anni potrebbe essere una buona soluzione, nel senso che potrebbe attuarsi, però diciamo che prima di arrivare, secondo me, a una posizione così alta sarebbe necessario allenarsi, fra virgolette, nel piccolo. Ok, partire dall'amministrazione locale fondamentalmente. Che secondo me è la cosa forse più difficile, perché si è a contatto maggiormente con le persone e con l'operato. Chiaro. Facciamo passare poi il microfono di qua, ma intanto abbiamo un intervento qua sotto. Volevo dire che abbiamo tanto parlato di Berlusconi, di destra, di sinistra, avanti, dietro, centro, ma in realtà noi siamo venuti qua per parlare di politica dei ragazzi e secondo me non mi preoccupa più di tanto non quanti ragazzi entrino in politica, ma come, vedendo ciò che ci trasmettono i politici oggi, soprattutto ora come ora, l'Italia sappiamo tutti che è in crisi e nessuno si sta responsabilmente impegnando a farci capire che bisogna metterci di più. Allora io voglio capire come i ragazzi impareranno da questi politici, cosa impareranno e come diventeranno, buoni perché esempi, fondamentalmente. Sì, loro saranno il nostro futuro. Chiarissimo. Quindi, se qualcuno ha da dire qualcosa. Sì, certo, hai lanciato questa discussione. Nicola? Parlare un po' sul tema del compromesso. Sì. Sto compromesso, sembra di essere andati veramente indietro ai tempi del compromesso storico. Vai. In sala c'erano parecchie persone che avevano paura, timore, non piaceva questo compromesso.
A me fa molto più paura una persona che non accetta e non sa accettare, non vuole, non riesce ad accettare un compromesso. Non so se avete presente le immagini di marzo, quando c'era Grillo che andava al Quirinale a parlare con il governo nascente. Quella è democrazia, quella è che volete, quella è la mancanza di compromesso. A me fa schifo, ho paura di quella diventa dittatura in poco. Un leader che dice voglio avere il 90% dei voti e si comporta in quel modo lì, cioè con una negazione assoluta del compromesso anche al proprio interno, quindi anche in piccole cose, non parliamo di grandi temi, ma di piccole scemenze, e butta fuori persone perché le hanno detto un no minuscolo. Quindi con la negazione totale del compromesso, quella non si chiama democrazia. Preferisco un compromesso utile al Paese, come è stato fatto, come è stato cercato, con le larghe intese e il governo attuale, piuttosto che un rifiuto o un rigetto totale. Il tuo discorso. Abbiamo due interventi qua sotto, prego. Secondo me non bisogna puntare tanto il fulcro dell'attenzione sulla parola compromesso, perché le stiamo dando un significato non molto positivo a mio modo di vedere. La politica deve essere un confronto, deve essere la possibilità per partiti che hanno idee differenti, devono avere la possibilità di trovare un'idea comune, un risultato comune per come sia il quadro politico italiano in questo momento, non un compromesso, ma un confronto positivo che possa produrre un'idea altrettanto positiva, che possa aiutarci a venire fuori da questa situazione difficile in cui ci troviamo da qualche anno a questa parte. E poi volevo ricollegarmi a un messaggio che è stato mandato, letto prima, diciamo l'ho preso quasi come un insulto, un messaggio non piacevole a Stefano. E il testo era: se un ragazzo appoggia le idee di Berlusconi, andiamo bene, che fine facciamo, andiamo bene. Io non sono per niente d'accordo con questo messaggio, perché senza entrare in quello che penso riguardo Berlusconi, riguardo partito PDL, PD oppure Partito Democratico, sono contento che ci siano dei ragazzi con pochi anni più di noi, come questa sera Sara e Stefano, che hanno avuto il coraggio di identificarsi in degli ideali, che hanno avuto il coraggio di venirne a parlarle qua con noi, di esporre le proprie idee, di trovare un confronto, un dibattito positivo. E io spero che questi ragazzi, come loro due, come altri che hanno questa voglia di mettersi in gioco, possano trovare le porte aperte, possano avere la possibilità di inserirsi nel panorama politico locale e poi nazionale, e che possano con le loro idee coinvolgere altri ragazzi della nostra età, e così da portare idee nuove e coinvolgere anche i giovani. Sosteniamoli, hai fatto bene a fare questo, io gli farei anche un applauso e vi ringrazio davvero per aver parlato con noi questa sera. Abbiamo un altro intervento qua perché siamo quasi in chiusura, dobbiamo poi anche tirare le somme proprio della stagione. Tu sei carinissima e sei bellissima, però il messaggio era per Simona, ci hanno specificato. Comunque hai avuto le tue soddisfazioni durante la stagione, vai. No, io volevo ricollegarmi a quello che aveva detto la ragazza laggiù, che non so come si chiama. Che ritengo che comunque sia una grande responsabilità il voto, e penso che molte persone della mia età, che anche io ho fatto 18 anni da poco, non siano minimamente responsabili, diciamo, in questo senso. Molti non sanno minimamente neanche che cosa, cioè non hanno degli ideali, non hanno neanche, cioè mi ricordo che c'era... Non solo i giovani, non ti preoccupare. Sto per dire. Sì, ma comunque è preoccupante, perché comunque se domani dobbiamo votare, c'è gente che dice io voto quello perché così, perché lo vota anche il mio amico, oppure perché in famiglia votiamo quello, cioè non ci sono delle idee proprio di una persona, cioè di ogni persona, cioè si va un po' dietro alla massa, e quindi diciamo che è abbastanza preoccupante come cosa. Microfono qua perché con Aurora volevo chiudere, siamo in chiusura, quindi tu come presidente della consulta provinciale degli studenti, che bilancio fai di questa stagione, insomma così brevemente per salutarci? Ti ringrazio intanto, ringraziando tutta la commissione stampa eccetera. So che devo chiudere, ma dobbiamo salutare tutti e ringraziare anche la regia. Saremo brevi, ce la faremo, non preoccupate. Io volevo ringraziare te innanzitutto, Grazie a voi. Poi volevo ringraziare tutti i ragazzi, tutti gli istituti che hanno partecipato, che sono stati i nostri ospiti, e volevo fare un ringraziamento speciale a tutti gli ospiti che abbiamo avuto dalla prima puntata,
complimenti anche a voi oggi, e volevo fare una piccola precisazione, non l'ho mai fatta né nella mia vita privata ma neanche in TV. Volevo fare i complimenti al nostro referente e ringraziarlo per tutto il percorso da quando ho cominciato questo percorso come presidente, ma anche gli anni scorsi come semplice rappresentante, e le volevo dire che è veramente un punto fondamentale per tutti noi, e quindi la ringrazio a nome di tutti. Grande Bertoni. Troppo buona. Troppo buona, Aurora. Io non continuo con i ringraziamenti, ci sono dei ringraziamenti istituzionali che devono essere fatti. È un bilancio decisamente positivo, perché abbiamo avuto effettivamente un riscontro proprio di partecipazione da parte di tantissimi istituti. In fase progettuale 20 istituti della provincia di Udine hanno aderito a questo progetto. Nella fase operativa solo qui a Telefriuli hanno partecipato 16 scuole della provincia di Udine. Dobbiamo ringraziare anche la SAF, indubbiamente un partner fondamentale, perché ha permesso di portare da varie parti del Friuli, insomma, questi studenti. Un ringraziamento particolare che ha seguito in prima persona queste attività, il referente delle trasmissioni televisive Cioli, agli altri collaboratori, al professor Babbo, al professor Martini, ai docenti che seguiranno anche il telegiornale degli studenti. Ricordiamoci che l'appuntamento con la consulta provinciale degli studenti qui a Telefriuli non si esaurisce con questo ciclo di trasmissioni, ma avremo anche il telegiornale degli studenti, e non vediamo l'ora di vederlo. Infatti una novità anche quest'anno, anche lì abbiamo un'ottima esperienza e sarà un prodotto di ottima qualità. Non posso però dimenticare anche l'ufficio scolastico territoriale di Udine, l'ufficio scolastico provinciale, i cui dirigenti hanno dato effettivamente un supporto a questa attività. Il dirigente Biasiol, ma anche il direttore generale, dottoressa Beltrame, che ha supportato fin dall'inizio questa iniziativa. Ovviamente anche i personali dipendenti dell'ufficio, che sono sempre stati vicino alla consulta. Non posso dimenticare anche la Regione Friuli-Venezia Giulia, che ha sostenuto attraverso i bandi speciali questo progetto. Quindi la consulta ha partecipato a un bando, è arrivata prima e il progetto è stato sostenuto. Quindi abbiamo ringraziato tutti, credo. Il dottor Terasso però sì, volevo farlo io adesso. deve avere una parentesi particolare, perché ha creduto sempre nei giovani, nella consulta in particolare, ma nei giovani in generale, e di questo gliene sono veramente grato. Grazie Alberto Terasso. E io gli sono grata per avermi dato la possibilità per il secondo anno di partecipare di condurre questa trasmissione di Sere con i ragazzi, perché è stato bellissimo. Poi è venuto a fare delle classifiche, sono stata benissimo l'anno scorso e quest'anno, ma devo dire ai ragazzi che già dalla prima volta, insomma, all'incontro che abbiamo fatto parlando un po' dei diversi temi, quindi anche i rappresentanti della commissione stampa, dico bene, che non sono qua questa sera, li voglio ringraziare perché siete stati no, anche quelli che non sono presenti, ho detto, tipo Sofia, quelli che avevo visto quel giorno. E quindi Presidente Nicola Petrucco, io la ringrazio tutti i componenti della commissione stampa. Veramente è stato bellissimo collaborare con voi. Ringrazio il prof Martini, stasera oltretutto febbricitante, e quindi così, però è una bella cura questa. Un ringraziamento ancora più grande. Grazie al professor Moro, che sempre ci ha dato contributi puntuali e che hanno dato molto nella discussione. Grazie di cuore. Ringrazio me stesso, perché la mia pazienza nelle ultime 2 o 3 volte è stata messa alla tanta. prova? Ma spero non dalla conduttrice. No. Ok, va bene, allora siamo a posto. Ringrazio il professor Cioli, con il quale c'è sempre stata un'ottima collaborazione nella scelta dei temi, ci siamo sentiti nel nostro gruppo WhatsApp, anche ogni tanto con qualche messaggio intruso, ma sì, approfitto per salutare la mia bimbetta Valentina, di 7 mesi, e sua mamma Cristina. Ciao. Bello. Grazie di cuore al professor Emanuele Bertoni, grazie davvero, e grazie questa sera. Magari non siamo riusciti a parlare tantissimo con voi, perché poi abbiamo sentito quello che dicevano i ragazzi qua, ma io vi faccio un grosso in bocca al lupo, bravi a entrambi, a Sara Ross e Stefano Ceccotti, davvero di cuore un bacio. Ringrazio Gian Domenico Ricci e Francesco Zoletto, che sono qui in studio, grazie in regia, a Pierangelo Buttazzoni e
a Luigino Venchiarutti, non dimentichiamo il professor Babbo, perché anche lui è stato importante nella trasmissione. Sì, lo so, rilassatevi perché altrimenti mi confondete. E ecco, adesso mi avete confuso, non mi ricordo più quello che dovevo dire. Le ragazze che hanno cantato, poi a proposito dello staff di Telefriuli, anche Tiziano Campigotto che ha partecipato a qualche trasmissione ovviamente in regia o comunque qui come operatore di studio. Grazie, grazie di cuore. Chi devo ringraziare? Le ragazze che hanno cantato, che stasera non ci sono, i vari istituti che hanno partecipato, questa sera gli extraterrestri di Cividale. Grazie ancora di cuore al Convitto Nazionale e grazie a voi per averci seguito. Io spero tanto che ci rivediamo il prossimo anno, me lo auguro, ma mi mancherete davvero. Ciao, 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 ciao.